Nuove dichiarazioni dal G20, dal Presidente del Consiglio Conte. Ho convocato, dice, tecnici e ministri per mercoledì. Vedrete, chiuderemo la discussione. Di Maio, se penalizzerà il Sud dovranno prima passare sul mio cadavere. Mario Bertolissi contro i burocrati. Il professore è pronto ad andare a tenere una lezione al Premier Conte e ai burocrati di Palazzo Chigi, che hanno definito anticostituzionale parte della richiesta avanzata dal Veneto. Paura nella notte lungo il Terraglio a Mestre, un uomo si è messo a sparare contro un'auto ferma davanti al parcheggio di un fast food, indagini della squadra mobile. Non era un appuntamento, quel giorno mi ha costretto a salire, ha chiuso le porte e mi ha portata via. La drammatica verità di Giorgia Biglieri, l'ex fidanzata di Cristian Barzani, in esclusiva ai nostri microfoni. Temperature vicine ai 40 gradi, il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon firma un'ordinanza di chiusura delle scuole per l'infanzia per la giornata di domani. Cambio di squadra nella giunta del sindaco Rucco, nominati 2 nuovi assessori e ridistribuite le deleghe. Calano i preti e aumentano le parrocchie senza parroci, i tempi cambiano e allora la Chiesa propone che ad esempio siano le famiglie a gestire le comunità parrocchiali. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque le ultime novità sul fronte dell'autonomia, perché sono arrivate dal G20 in corso ad Osaka le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che annuncia di aver convocato per mercoledì prossimo tutti i ministri, gli staff tecnici per completare il lavoro. Secondo il Premier siamo ormai addirittura di arrivo, mi sono reso garante, dice, di una buona autonomia perché la vogliamo fare ma bisogna farla bene e vedrete che la porteremo in Consiglio dei Ministri. Conte ha poi definito fantasiose le ricostruzioni che avrebbero visto una sua opposizione durante il vertice di martedì sera a Palazzo Chigi. Sempre in giornata la dichiarazione del vice premier Di Maio, che conferma l'autonomia sta nel contratto di governo e si farà. Il tema è come si tratta, non ci sta bene che danneggi il Sud. Credo che una soluzione si troverà. Certo, conclude Di Maio, se danneggerà il Sud dovranno passare sul mio cadavere. Una notizia che però non calma le ire di chi ha studiato a fondo le basi costituzionali dell'autonomia e che proprio per questo è pronto ad andare a tenere una lezione al Premier Conte e ai burocrati di Palazzo Chigi, che hanno definito anticostituzionale parte della richiesta avanzata dal Veneto. Coloro che stanno dentro le stanze dei ministeri vivono una vita da alienati, nel senso che non hanno nessun collegamento con la realtà. Pensano di governare gli eventi con atti formali, senza mai misurarsi, tra l'altro, con quel che accade, perché quando sbagliano non c'è nessuna conseguenza. Questo è l'identikit del Dipartimento Affari Giuridici e Amministrativi secondo Mario Bertolissi, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Padova, ma soprattutto uno dei giuristi chiamati dal Presidente Zaia per tracciare le linee del percorso per l'autonomia del Veneto. Non si può ragionare combinando parole, mettendoci dentro significati che stanno solo nella loro testa, secondo un costume consolidato, perché lei capisce che l'unica cosa che sanno dire è che non si può fare. Dopodiché la domanda è: ma allora che cosa dobbiamo fare? La risposta non c'è mai. Se poi la risposta c'è, normalmente è sbagliata. Ma il professor Bertolissi va oltre, dimostrando con la pratica chi si merita l'autonomia e chi invece ha bisogno del commissariamento dello Stato. A proposito di Roma, ci hanno detto di immondizie che sono ormai in quantità enormi, disseminate per le strade e che rendono incivile la vita dei romani. Qualche giorno prima, invece, se si lasciano parti del territorio, regioni, governate in modo normale, si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali del 2026. Per il professor Bertolissi sono 2 le azioni di risposta alla burocrazia ministeriale. Si possono fare 1000 cose, ma in ogni caso procedere in modo determinato. In secondo luogo, se fossi io, darei loro 24 ore per scrivere un testo alternativo. Dopodiché io prendo il testo e con la matita rossa e blu, secondo le abitudini, mi metto a correggere. E se per caso gli errori sono molti,
le conseguenze sarebbero pesanti, come un esame all'università. Sono a disposizione per spiegare al mio collega, professore però di diritto civile, che è il Presidente del Consiglio, come stanno le cose, perché dubito che lui conosca la materia. La cronaca adesso, paura nella notte lungo il Terraglio a Mestre, un uomo si è messo a sparare contro un'auto ferma in un parcheggio. I residenti si sono svegliati di soprassalto, il rumore degli spari era forte, poi le sirene della polizia. È successo questa notte nel parcheggio del Burger King lungo il Terraglio a Mestre. L'uomo ha iniziato a sparare alcuni colpi verso l'auto dove si trovava la prostituta, con tutta probabilità appartata con un cliente. Nessuno è rimasto ferito, ma uno dei proiettili ha colpito un van che era parcheggiato nell'autolavaggio accanto al Burger King. Poi l'uomo, che ancora non è stato identificato, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della squadra mobile di Venezia sono al lavoro da ore per cercare di risalire alla sua identità e ricostruire la dinamica dell'episodio, a partire dai motivi del gesto. La prostituta e il suo cliente sono stati interrogati per ore e al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal racket della prostituzione alla vendetta di qualche cliente. Mi ha costretta, ha chiuso le portiere e mi ha portato via. Inizia così la drammatica verità di Giorgia Biglieri, l'ex fidanzata di Cristian Barzan, il giovane accusato di aver provocato l'incidente di Povegliano nel quale ha perso la vita Giuseppina Lobrutto. Le sue parole in esclusiva ad Antenna 3, parole colme di dolore. Comunque io sono stata costretta sotto minacce, sotto pressioni anche per tanto tempo, cioè quindi quella sera non era un appuntamento, cioè io avevo la mia camicia da lavoro, per me doveva essere una cosa di 10 minuti, quindi io sono uscita e una volta che sono salita in macchina lui ha chiuso le portiere, mi ha portato via da qui, noi dovevamo vederci nel parcheggio dietro casa mia. La verità di Giorgia Biglieri, quella verità messa in discussione che oggi con grande forza ha deciso di raccontare. Non vorrebbe stare sotto i riflettori, vorrebbe dimenticare quel dolore troppo grande, ma ha scelto di rompere il silenzio perché sono state dette troppe parole che fanno male di una storia che ha già stravolto la sua vita. Quel drammatico giorno, dice, non era un appuntamento. Il nostro dialogo non è stato per chiarire, assolutamente, è stato semplicemente una riconferma di cose che comunque ci eravamo già detti, che quella sera invece doveva essere tutt'altro. Io e lui dovevamo semplicemente chiarire questa situazione, nel senso che gli dovevo dire che la cosa per me era finita già da gennaio, quindi non era un incontro chiarificante tra di noi per riunirci, assolutamente no. Io avevo preso la mia decisione e volevo rimanere con quella. Dopodiché lui mi avrebbe lasciato stare, invece così non è stato. Il resto è la cronaca di una tragedia, l'incidente stradale nel quale ha perso la vita Giuseppina Lobrutto, che era in macchina con il marito rimasto ferito. Ora tutto è in mano alla magistratura. Giorgia si ferma qui, quasi a voler cancellare quell'incubo. A parlare è il suo avvocato di fiducia. Ritengo doloroso che una ragazza ripercorra dei momenti che deve solamente cancellare, e poi ricordiamoci che la giustizia deve fare il suo corso. Siccome noi abbiamo piena fiducia negli organi della magistratura che stanno facendo le indagini del caso, aspettiamo le loro risultanze. Noi siamo abituati a parlare alla fine, quando la nostra verità sarà cristallizzata anche negli atti processuali. Giorgia è composta, la voce a volte trema, ma la sua sicurezza è disarmante. Ha voluto dirci perché ha deciso di parlare proprio ora. Io penso che sia giusto informare la gente della verità e non tanto di tutte le cose che siano state dette in questo periodo. Penso sia importante comunque specificare il fatto che ci abbiamo messo un po' di tempo, perché comunque era giusto dare rispetto alla famiglia della persona che oggi non c'è più.
Parliamo adesso del caldo, un caldo che sta battendo ogni record con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. In Veneto questo caldo sta provocando l'innalzamento delle concentrazioni di ozono ad un livello tale da giungere al superamento della cosiddetta soglia di informazione definita dalla normativa come il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana. Intanto a Vicenza 800 accessi in 3 giorni al pronto soccorso per malori e svenimenti. Sale la colonnina di mercurio, le temperature sfiorano se non toccano i 40 gradi e non siamo nemmeno ad agosto. Questo giugno sarà certo da ricordare per il grande caldo che ci fa boccheggiare. Temperature sopra la media stagionale, corse all'ospedale, quasi 800 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza in 3 giorni, una media di 260 accessi al giorno. Per lo più si tratta di malori negli anziani, i più fragili, persone che già assumono altri farmaci per patologie quali l'ipertensione, lo scompenso cardiaco, tra cui farmaci diuretici, antiipertensivi, che col grande caldo ovviamente possono contribuire a causare disidratazione, quindi un abbassamento della pressione, malori, dalle vertigini fino agli svenimenti con la caduta a terra e le conseguenze della caduta, che può essere il trauma cranico o la frattura di femore. Se gli anziani sono i soggetti più a rischio, non sono mancati accessi al pronto soccorso da parte dei più giovani. Il gran caldo, le poche ore di sonno, scarsa idratazione combinati tra loro fanno avvertire mancamenti e capogiri. Caldo che accentua anche diverse patologie. Proprio negli ultimi 3 giorni ben 30 pazienti, quindi circa 10 al giorno, giovani affetti da riacutizzazioni di patologie dell'ambito psichiatrico, quale ansia, depressioni o anche vere e proprie psicosi che si riacutizzano. I consigli sono quelli classici: bere, evitare i luoghi troppo caldi, limitare l'attività sportiva e, non ultimo, evitare le bevande eccessivamente ghiacciate, che possono essere fonte di gastroenteriti o anche di veri e propri svenimenti. E il sindaco di Castelfranco, in provincia di Treviso, Stefano Marcon, stamane ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole dell'infanzia per la giornata di domani proprio a causa dell'emergenza caldo. Aule scolastiche che diventano incandescenti a causa del caldo tropicale di questi giorni. A Castelfranco il sindaco Stefano Marcon ha deciso di intervenire. Abbiamo fornito dei ventilatori laddove servivano, ma essendosi rivelata insufficiente questa azione e visto il bollettino ARPA che prevede anche per domani un caldo eccezionale, abbiamo deciso di sospendere le lezioni per la giornata del 28 giugno. Ci sono dei locali che hanno raggiunto la temperatura di 39 gradi centigradi, quindi è opportuno domani non far frequentare i ragazzi le scuole. La decisione è stata presa alla luce della circolare emanata lo scorso 24 giugno dalla Regione Veneto, dando indicazione di attivare tutte le procedure per mitigare le criticità derivanti da questo caldo eccezionale. Le aveva indicate per i giorni dal 25 al 27, ci siamo confrontati con le dirigenti scolastici. Il primo cittadino questa mattina ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole dell'infanzia per domani. Per i bambini della materna, dunque, l'anno scolastico terminerà con un giorno d'anticipo. Crediamo di limitare al minimo i disagi nei confronti di quelle famiglie che dovranno tenere i figli a casa domani, ma sappiamo anche essere la fascia dei bambini, assieme a quella degli anziani, una delle 2 fasce più deboli da tutelare. In arrivo la 14ª per migliaia di pensionati veneti. Nel prossimo servizio lo SPCGIL presenta criteri e anomalie. Da lunedì 1 luglio per circa 300.000 pensionati arriverà la 14ª mensilità, che va a integrare le pensioni inferiori a 2 volte il trattamento minimo, 1.026 euro lordi, dando una boccata d'ossigeno a chi arriva con difficoltà alla fine del mese. 3 i criteri di assegnazione, spiegano dal sindacato dei pensionati. Chi ha compiuto i 64 anni di età. Questo è il primo, la prima soglia. Sotto i 64 anni non si ha diritto alla 14ª. L'altro sono le 3 fasce di contributi, quindi l'importo varia in base agli anni di contributi, chi ha versato fino ai 15 anni, dai 15 ai 25 e oltre i 25. Per i lavoratori autonomi si aggiungono 3 anni per ogni fascia. L'ultimo è il limite di reddito. Abbiamo un tetto massimo di 13.842
inferiore, che si abbassa a 10.003 euro, in questo caso aumenta l'importo della 14ª. Non tutte le persone che ne hanno diritto però potrebbero ricevere la 14ª. Per questo lo SPI-CGIL ha dato il via alla campagna Controlla la tua pensione. Questo è un dato che succede ogni anno. Quest'anno abbiamo il sospetto che sarà un po' di più. Infatti l'INPS non ha ancora comunicato, non ha fatto ancora nessuna comunicazione relativamente alla 14ª, cosa che invece gli altri anni era già avvenuta. Per cui è utile che queste persone, questi pensionati o pensionate vengano presso i nostri uffici dell'INPS per fare un controllo, perché può darsi che arrivi in ritardo, come può succedere, oppure se non la riceveranno allora avvieremo le pratiche per chiederne il diritto. La 14ª è stata introdotta nel 2007 dal governo Prodi, che l'ha riservata agli ultra 64enni, con una pensione inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, ma noi adesso con le mobilitazioni ne stiamo chiedendo un ulteriore allargamento. Perché questo? Perché le pensioni si stanno svalutando sempre di più, per cui per noi la 14ª diventa uno strumento di tutela del potere d'acquisto e di rivalutazione delle pensioni. Quindi per questo motivo noi chiediamo che ci sia l'estensione fino ai 20.000 euro lordi. Torniamo a parlare delle Olimpiadi invernali del 2026 a Cortina Milano, un'opportunità, dicono gli addetti ai lavori, da cogliere fino in fondo. Milano, Cortina. Non abbiamo aspettato il nome intero perché solo con la M siamo tutti saltati sulla sedia. Un'emozione unica, irripetibile. Sebastiano Davalà, ex nazionale di bob, ha fatto parte della delegazione italiana presente lunedì a Losanna al momento dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Davalà di Cortina sa bene come i Giochi Olimpici rappresentino un'opportunità unica per questo territorio. Un'occasione irripetibile che va sfruttata già da martedì, il giorno dopo dell'assegnazione, con tutto quello che sarà l'organizzazione della struttura che andrà a gestire l'evento, la realizzazione, la gestione dell'evento stesso e soprattutto il post. Pietro Piller-Kotrer, campione olimpico di sci di fondo nel 2006, era tra gli atleti in gara ai Giochi invernali ospitati a Torino. A distanza di poco tempo, spiega, all'Italia è stata data nuovamente fiducia. Vogliamo fare estremamente bella figura sia organizzativamente parlando ma anche in termini di risultati. Il mondo ci guarda. Il mondo ci guarderà, probabilmente ci guarderà anche in fase di progettazione, di programmazione, ed è questo un motivo in più per noi per voler fare tutto veramente bene. Un'Italia che ha l'opportunità di mostrare agli occhi del mondo le sue eccellenze, dimostrandosi unita. Credo che questa sia una grande opportunità per presentare questo paese dalla Sicilia in Val d'Aosta. Io credo che sia l'unica cosa che noi dovremmo fare. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La politica con il rimpasto di giunta messo in atto dal sindaco di Vicenza Rucco. Escono dalla giunta gli assessori Lucio Zoppello ed Isabella Dotto, uno in quota alla lista Rucco Sindaco e l'altro a Fratelli d'Italia. C'è poi anche una redistribuzione delle deleghe. Entrano in scena ora due nuovi assessori che sono appunto la ridistribuzione delle deleghe con, abbiamo detto, Simona Siotto, che oltre alla cultura fino ad oggi di Rucco vanno l'ambiente dell'ormai ex Zoppello e il decoro urbano fino a ieri dell'assessore Claudio Cicero, oltre a bilancio e tributi del vice sindaco e forzista Matteo Tosetto, che a sua volta acquisisce la delega al sociale prima dell'assessore Maino. Insomma, novità nella giunta Rucco. Voltiamo pagina, calano i preti, aumentano le parrocchie senza parroci, i tempi cambiano e allora la Chiesa propone che ad esempio siano le famiglie a gestire le comunità parrocchiali.
Le parrocchie senza preti sono ormai una realtà. La crisi delle vocazioni, il cambio dei tempi, il calo dei fedeli praticanti, quelli che frequentano regolarmente le chiese, sono ormai una realtà. E così la diocesi di Padova ha affrontato la questione, riunendo per una settimana a Villa Immacolata di Torreglia, luogo perfetto per riflettere sulle cime dei Colli Euganei, un centinaio tra preti, diaconi, laici e religiosi. È innegabile che i sacerdoti negli ultimi 30 anni siano diminuiti, abbiano un'età media alta e che avanza e non vedano alle spalle un ricambio sufficiente, un problema più presente al nord d'Italia che al sud, ma non esisterà mai una parrocchia completamente senza preti. Senza preti no, perché occorre sempre un prete. Per noi l'Eucaristia è il centro, senza Eucaristia non c'è nessun cristianesimo, quindi se ne fosse anche uno, questo qui noi lo dobbiamo mettere al centro perché deve celebrarci l'Eucaristia e io posso fare la comunione mangiando il corpo e il sangue di Cristo, no? Le soluzioni proposte dalla diocesi non mancano, preti itineranti che si dividono tra più parrocchie, ma soprattutto laici, addirittura famiglie che si prendano carico della comunità, della parrocchia e della diffusione della fede. Nonostante il calo di presenza in chiesa, le persone hanno voglia di spiritualità. Certamente c'è un calo di frequenza alla messa domenicale, famiglie, che diminuisce il numero di famiglie che fanno battezzare i propri figli, diminuisce il numero dei matrimoni, però noi continuiamo a pensare che c'è un senso religioso diffuso, presente nelle persone, che va intercettato. In una parrocchia senza preti il digitale, internet e la comunicazione a distanza possono essere di grande aiuto, ma le persone fisiche sono fondamentali, non può esistere una religione virtuale. Non parlo mai di virtualità, per me la virtualità il virtuale non esiste, esiste il reale. In questo momento siamo sempre più chiamati a metterci la faccia. La Chiesa insomma sta cambiando profondamente, il calo dei preti ma anche dei battesimi è la questione minore. La verità è che la Chiesa che abbiamo conosciuto finora, durata per secoli, va completamente rivista. Torniamo a parlare della tempesta Vaia che 8 mesi fa colpì la montagna veneta. I lavori per rimuovere gli alberi schiantati sono in pieno svolgimento. Siamo andati a vedere a che punto sono. Per 2 anni non ci si fermerà da rimuovere i tronchi. Un muro di legno, di alberi. Questa è una delle cataste, come vedete, immensa che è stata formata con gli alberi schiantati dalla tempesta Vaia qui in altopiano e ora pronti a prendere la via del mercato. Si tratta di un enorme lavoro, lo vedete, letteralmente sembra infinito, che servirà per poter ripulire i boschi. C'è ancora molto da fare, ma questa, non c'è dubbio, è la strada. A Campomulo le cataste si susseguono a vista, il rumore delle seghe elettriche riempie la vallata, i camion passano spesso ma il lavoro non manca, d'altronde i segni del disastro d'autunno, ora che è estate, sono ben visibili e non si sta con le mani in mano. Abbiamo cominciato in molti comuni già la fase di esbosco, fase molto importante, abbiamo cominciato, siamo intorno a un 10-15% del legnatico che c'è a terra, abbiamo come obiettivo 2 anni per l'esbosco totale, quindi andiamo avanti nonostante che maggio sia stato un mese molto catastrofico per via del tempo, ha nevicato addirittura anche quest'anno a maggio, però ci prefiggiamo per 2 anni circa l'obiettivo di sistemare tutti i nostri boschi completando proprio la fase di esbosco. Inutile nascondere che resta ancora moltissimo lavoro da fare dopo la tempesta Vaia dietro di noi, è proprio un punto in cui c'è il limitare tra il bosco schiantato e quello ancora in piedi. Abbiamo circa una decina di ditte importanti che lavorano, che si sono aggiudicate i vari lotti in giro per l'altopiano. Poi a sua volta queste 10 ditte hanno subappaltato a loro squadre di subfornitori. Dopo la prima guerra mondiale, quando non c'era più un albero, si dovettero ripiantare ritmi serrati e la biodiversità non era un concetto dell'epoca. Così l'abete rosso divenne il re dell'altopiano. Non ripiantumeremo dappertutto, su alcuni punti abbiamo visto che uno spazio aperto aprirà più pascoli, quindi più prati, più camminate, più bestiame e quindi cercheremo noi sindaci questa volta di determinare una linea che sia a favore del valore economico generale e non solo del semplice e mero albero da ripiantare. Per finire un appello, molti sentieri per un paio d'anni non saranno percorribili, ma molti altri, tra quelli più classici, sì, quindi non avventurarsi proprio in quei boschi che in realtà sono cantieri. Questa è una regola da seguire per la propria sicurezza.
Niente sta scritto, il documentario del regista veneto Marco Zuin con protagonista la campionessa Martina Caironi vince il premio cinema degli Italian Paralympic Award, l'Oscar dello sport paralimpico. Lane 5, Martina Caironi, so world champion in Doha and Lyon, and also the world champion in the long jump. Niente sta scritto, è un motto che gli atleti paralimpici dimostrano ogni giorno. La storia raccontata nel documentario del regista veneto Marco Zuin è quella di Martina Caironi, atleta paralimpica, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio nei 100 metri. Documentario che nei giorni scorsi è stato premiato agli Italian Paralympic Awards, l'Oscar dello sport paralimpico. Il film, girato tra Kenya e il Trentino, entra nella vita non solo di Martina ma anche del giornalista Pier Giorgio Cattani, che convive con una malattia neurodegenerativa. Pur non intrecciando mai, procedono parallele le loro storie a dimostrare che è possibile vincere il rischio dell'emarginazione e della chiusura in se stessi. Niente sta scritto vuole interpretare la disabilità come un'opportunità e parlare di possibilità e di guarigione che va oltre il corpo fisico. Niente sta scritto è una frase che viene detta in un film, in Lawrence d'Arabia, quando il protagonista recupera dal deserto una persona che si pensava essere dispersa e tornando dice appunto niente sta scritto, cioè siamo noi a scrivere il nostro destino. Il film è stato prodotto dalla Fondazione Padovana Fontana Onlus. È il riconoscimento ad una sensibilità che portiamo avanti da tanto tempo, quella di considerare le difficoltà come un'opportunità e non soltanto come un problema. Martina lo rappresenta, come lo rappresenta l'altro protagonista del film, Pier Giorgio Cattani, che hanno visto nella loro condizione, oltre ai limiti, una possibilità di, non solo di riscatto, ma di esprimere meglio quello che magari non avevano nemmeno scoperto di se stessi. Migranti, un muro al confine con la Slovenia è il tema della puntata di questa sera di 20 e 10. Se ne discuterà insieme a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. È tutto dal Veneto, ci fermiamo qui. Previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben trovati al meteo. La stagione estiva è iniziata con la presenza di un poderoso anticiclone africano che sta sì portando il bel tempo ma anche un caldo record. E sarà così anche per la giornata di venerdì 28 giugno. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno al massimo velato dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi a partire dal pomeriggio anche con isolati temporali associati. Temperature minime tra 21 e 26 gradi, massime piuttosto calde comprese tra 31 e 35 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il promontorio anticiclonico nordafricano garantisce un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato, con qualche occasionale piovasco al pomeriggio sui rilievi alpini. Temperature minime tra 24 e 26 gradi, massime anche in questo caso piuttosto calde, oscillanti tra i 33 e i 34 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime roventi tra 37 e 38 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.